insomma, molte volte portare una maggioranza che regge le sorti di questa provincia, no? È un caso perché il Signore ha avuto questa sensibilità di portare in questo salone temi, perché non sarà un mio tema molto importante per una provincia molto sensibile, la legge elettorale, il problema delle rappresentanze e minoranze linguistiche, il discorso dei formali che possono trovare. Ringrazio anche il consigliere Simeoni che proprio tra questi banchi diciamo è la voce di Patria Friulana, questo movimento autonomista, e insomma non ci troviamo qua perché parlo possiamo un argomento che non suscita grande entusiasmo, però è fondamentale per due motivi. Faccio calcio me che nonostante noi vengo in una regione a statuto speciale di 50 anni, non si si tende a risvegliare le specialità di queste aree basate proprio sulle presenze di minoranze linguistiche di queste aree. Le leggi 482 che di noi e vengono passate con le gentili concessioni di Roma per fare di folcloristi, proprio che invece noi o rifiutiamo come concezione. E ora queste leggi 482 che proprio da più del professor Besostri tra i suoi pari si viene di applicare in maniera totale, perché se tanti soldi chiamano il modello dal Trentino sul Tirolo, o vuole che il modello diventi effettivo attaccare le leggi elettorali, perché le prime robe che bisogna avere per la autonomia è che deve avere una rappresentanza politica completa. Senza queste non possiamo continuare a rivelare, ma non portare mai a compimento con dei politici non vogliono proporre. Quindi questa roba qui diventa per noi un errore fondamentale. Per questo io ringrazio il professor De Servinio Udin, ringrazio il presidente della provincia per averci ospitato a questo salone che ha avuto un errore di battaglia e dignità dal Friuli e della sua popolazione, e ringrazio altri per essere intervenuti questa sera. Grazie. Tra i ricorrenti all'Italicum anche il Comitato per l'Autonomia e per il rilancio del Friuli, che vede in Paolo Fontanelli il suo principale referente, al suo posto per portare la voce diciamo, del secondo dei ricorrenti o comunque del suo comitato di riferimento è diciamo, in sostituzione qui presente Roberta Micheli che grazie. La prima roba che ho alle spalle è di ringraziare l'avvocato Felice Besostri che ci ha fatto l'onore di sicurare a queste conviglie che sarà il relatore principale e a lei il relatore onorevole legale. Naturalmente ringrazio anche il presidente della provincia di Udine perché non sta più a disposizione queste meravigliose sale che è stato un atto un lavoro veramente significativo. Usquati anche i saluti del nostro presidente, il dottor Paolo Fontanelli, che magari così no, come ha qualche problema di salute e io ho dovuto all'ultimo momento sostituirlo. L'articolo 1 della Costituzione italiana dice che la sovranità è dal popolo italiano, ma pare presenti un articolo fondamentale delle nostre Costituzioni che dà un errore fastidi a più di qualcuno dai paroni dai partiti politici italiani che ho dovuto utilizzare ben due leggi elettorali declarate incostituzionali delle consulte. L'attuale Parlamento ha formato in gran parte di nominati dai partiti e sarà questo Parlamento di nominati a scrivere la prossima legge elettorale. Riguarda i ricorsi sia anti-Europorcello sia anti-Italicum, fornito diciamo, una base logistica e una collaborazione nell'ambito di questo distretto. Che ovviamente vede come relatore principale il professore, ma cerca di coinvolgere, almeno non se avanzerà un po' di tempo per il dibattito conclusivo, almeno all'inizio cerca di coinvolgere anche le Dani che hanno
in regione la connessa, anche se separata ma comunque parallela, battaglia referendaria per il no al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016. Siamo perplessi davanti al fatto che si sta profilando non una armonizzazione tra le leggi del Senato e della Camera, ma una omologazione tra le due leggi che rimangono divise soltanto da piccoli particolari che quindi non eliminerebbero il Senato dal punto di vista totale, ma ne ridurrebbero di molto la capacità di controllo, proprio la capacità di controllo reciproco dei due rami del Parlamento. L'altra cosa è che il comitato dovrà sciogliere il 5 dicembre per tutta la vittoria o continuare a lottare in qualche modo. Il dubbio è rimasto, tuttavia proprio in riferimento alla materia elettorale, in particolare in accordo con un'associazione che si chiama Patto per l'Autonomia, si è tentato di cominciare a costruire una proposta politica di modifica della legge esistente in questo momento, cioè l'italico momento della Corte Costituzionale, per affrontare il tema della rappresentanza delle minoranze linguistiche o delle diversità linguistiche presenti in questa. Ma non per merito mio, perché nessun Parlamento in Europa ha avuto l'ardire di fare a distanza di poco tempo 2 leggi elettorali costituzionali. Allora questo il Guinness l'ha preso di fare queste leggi, e d'altronde questa legge l'italico che è incostituzionale, dove se è stato fatto da un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale, si può dire che nel DNA di questo Parlamento la Costituzione c'è, e infatti l'ha dimostrato facendo una legge elettorale incostituzionale e proponendo una revisione della Costituzione che è una cosa rara, ma anche lì c'erano degli aspetti di incostituzionalità. Pensate un po', in una legge che doveva riformare lo Stato, velocizzare la politica, semplificare, c'era dentro un articolo 40, comma terzo, non me ne ero accorto, è un vecchietto di quelli che nelle riunioni condominiali è il terrore dell'amministratore del condominio, cioè quello che a vedere che a un certo punto, dopo una conferenza, mi chiese: ma secondo lei cosa vuol dire questo articolo? Io devo dire, siccome nessuno ci aveva pensato, le norme transitorie e finali sono un po' come le clausole scritte in piccolo nei contratti di assicurazione, nessuno le va a vedere, poi non sembrava importante. Allora lo leggo rapidamente, adesso me ne accerto. Quello che posso dire è che questa norma con una revisione costituzionale non c'entra nulla. E infatti è una norma che quando si è scavato, pensate un po', ha avuto il nome, ma è rimasto molto ristretto, di emendamento Scarpellini, che è quello di Marra, quello che affittava, prendeva dei vecchi immobili, li ristrutturava a spese sue, però li affittava immediatamente alla Camera o al Senato, in modo che evidentemente lo sapeva anche prima che questa cosa andava. E questa norma, in una revisione costituzionale, sanava tutte le procedure di acquisto degli immobili di Scarpellini, ma poi anche la fornitura della carta igienica, qualunque cosa, era una norma di diritto privato. E costituzionalizzava anche i vitalizi, cioè doveva fare risparmiare sulla politica, e i vitalizi diventavano una norma della Costituzione. Perciò, diciamo, un Parlamento che proprio fa uso dei suoi poteri in maniera impropria. Da qui avevo ottenuto l'annullamento del processo, ma dopo che si erano tenute le elezioni, perché la Corte di Cassazione, che aveva l'udienza il 21 gennaio, cioè prima delle votazioni, rinviò a dopo, cioè dal 21 gennaio andiamo al 17 di maggio, perciò si tennero le elezioni ancora con la legge che sarebbe stata dichiarata incostituzionale.
fatto sì che ci fosse un cambio di strategia. Quasi quasi in questi ricorsi, oltre il sapere giuridico, abbiamo dovuto anche studiare una specie di azione militare, cioè come si fa a colpire al cuore l'esercito nemico, cioè una legge elettorale costituzionale. Quello che abbiamo detto: non possiamo più permetterci di far dichiarare costituzionale una legge dopo che sia stata applicata, perché se il risultato è quello che la legge viene dichiarata incostituzionale, ma i parlamentari eletti con la legge incostituzionale restano al loro posto, diciamo che non ne valeva la pena. Infatti l'ho detto una volta che se per annullare il Porcellum mi sono trovato l'Italicum, dico forse era meglio che stavo a casa e mi occupavo dei miei nipotini, che uno ha 2 anni e l'altro ne ha 5. Ecco, questo ha fatto sì che noi non potevamo correre questo rischio. Allora abbiamo corso un altro rischio, di fare dei ricorsi. Questo non c'era precedenza in assoluto, perché il Porcellum era stato applicato 3 volte. Quando andammo in Corte Costituzionale e fatto il primo ricorso era stato applicato almeno 2 volte, 2006 e 2008. Di fare tanti ricorsi su 25 distretti di Corte d'Appello, non siamo riusciti a farne uno a Bolzano, Campobasso e Caltanissetta, perché aumentavano le possibilità. La storia ci ha detto prima la Campanotto che non possiamo andare direttamente in Corte Costituzionale investendo 22 giudici, ce ne sarà almeno uno che manda la questione in Corte Costituzionale. In realtà ne abbiamo trovati 5, che però 3 di loro, 2 hanno copiato un'ordinanza di un altro, non hanno fatto una gran fatica da questo punto di vista. Dopodiché però siamo riusciti ad arrivare, però una serie di questioni importanti noi non abbiamo ottenuto un giudice che si facesse carico di portarle tutte. La questione più grave che abbiamo tuttora adesso, che rende quasi impossibile votare con le 2 leggi il consultellum, è la differenza delle soglie d'accesso tra la Camera e il Senato, perché l'Italicum ha ridotto dal 4% al 3% la soglia per la Camera, al Senato sono rimaste le soglie dell'8% e del 20% per le coalizioni. Possiamo dimenticarcene, perché la coalizione al Senato è teoricamente possibile, ma non è possibile più farla, perché la norma che regolamentava le coalizioni era contenuta nella legge Camera ed era stata proprio modificata dall'Italicum, che la grossa scelta è di dire il premio di maggioranza si dà alla lista e non si dà più alle coalizioni. Però questa roba che non ha senso. Il Senato ha esattamente la metà dei membri della Camera, semmai per avere un effetto equivalente la soglia del Senato doveva essere la metà di quella della Camera, non esattamente il doppio. Al Senato ci sono già delle soglie naturali che dipendono dal numero dei senatori. 4 regioni hanno 7 o 5, hanno 7 senatori, dividete 100 per 7, siamo intorno al 16%, cioè c'è una soglia naturale già del 16%. Si comincia a eleggere un senatore con il 4% a partire dalla Sicilia in su, perché la Sicilia ha 25 deputati. Perciò quella norma fu una norma assurda, messa da Calderoli e da Casini d'accordo tra loro, per una ragione semplice: col meccanismo che c'era del premio di maggioranza alla Camera e al Senato, se non si creava questa disparità nel Senato, Forza Italia, che era forza egemone, avrebbe avuto un premio di maggioranza che gli dava la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Perciò a questo punto non dipendeva più dai suoi alleati. E per evitare questo abbiamo questa anomalia. Bene, malgrado questa dimostrazione, nessun giudice ha mandato in maniera che è stata ritenuta
ammissibile questa questione alla Corte Costituzionale. Se ci andava, il problema almeno quello sarebbe stato risolto. In effetti, se vogliamo avere una legge elettorale come quella che ha chiesto il Presidente Mattarella, che armonizzasse, era una cosa molto semplice, con 2 o 3 cose si trattava di rendere uguali quantomeno le soglie di accesso alla Camera e al Senato. Si trattava di introdurre il secondo voto di preferenza al Senato, che ne era previsto uno solo, per poter fare come alla Camera la doppia preferenza di genere, e si trattava indubbiamente di suddividere le grandi regioni, perché un collegio unico come la Lombardia di 9 milioni di abitanti che eleggeva 49 senatori, la campagna elettorale con un solo voto di preferenza, diciamo, creava dei problemi. Però non si è voluto fare questo, e probabilmente c'erano diverse ragioni, principalmente quella del governo, che questi semplici interventi non gli assicuravano la maggioranza al Partito Democratico, che non ce l'ha. Perché questo, a differenza di quello che diceva Don Abbondio quando diceva chi non ce l'ha il coraggio non lo si può dare, invece con queste leggi la maggioranza, chi non ce l'ha, la si può dare. Viene dato attraverso un trucco, un algoritmo che dà una maggioranza a chi non ce l'ha, e dà una maggioranza che è sicuramente incostituzionale, che sia il 40 o il 30 non importa. Cioè, uno dei principi della nostra Costituzione, articolo 48, è che il voto è personale, e poi 56 per la Camera, 58 per il Senato dicono che il voto deve essere diretto. È la stessa norma che c'è nella legge fondamentale tedesca, che è stata perciò interpretata da quella Corte Costituzionale che ha il controllo diretto sulle leggi elettorali, sul ricorso di chi è stato ritiene violato o sul ricorso di un gruppo parlamentare che non avesse eletto. E ha detto una cosa molto semplice: se il voto deve essere diretto, nessun candidato può essere favorito o danneggiato dal comportamento elettorale di cittadini di una circoscrizione dove lui non è candidato. Cioè, è chiaro, cioè vuol dire, io non posso essere eletto o non eletto perché in un altro collegio o in un'altra circoscrizione i cittadini votano in un certo modo. Io posso essere eletto o non eletto secondo come votano i cittadini della circoscrizione dove io sono eletto, perché sono gli unici che vedono chi sono i candidati e fanno il voto personale a chi approvano o un voto negativo in quello ritengono di fare. Invece con l'algoritmo cosa succede? Se una lista prende il 40% a livello nazionale, ha un premio di maggioranza che è notevole, già anche nella misura minima sono il 15% dei seggi, che viene spalmato su tutti i collegi. Perciò vengono eletti nei singoli collegi delle persone che non sono, che gli elettori del loro collegio non hanno votato. E questa è una confessione che mi ha fatto Brunetta quando siamo andati come avvocati all'Italicum, che quel successo ci ha sorpreso, perché con questa distribuzione ci siamo trovati eletti della gente che noi avevamo messo nelle liste molto in basso perché non volevamo che fossero eletti. Questo per dire il meccanismo assolutamente assurdo che noi ci troviamo. Ma per di più, messe insieme alla soglia di accesso, il risultato è paradossale. Diciamo che con l'Italicum c'erano dei collegi da 3 a 9. In un collegio da 3 piccolo si può presentare una lista che in quel collegio, condizioni di carattere personale, magari facessero aver trovato un collegio da 3 coincidente con una minoranza linguistica omogenea, che votano tutti, ma addirittura la maggioranza assoluta che vota
per quella lista, che nel suo collegio ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se questa lista non prende il 3%, o era il 4% prima, a livello nazionale, non elegge nessuno. Sapete qual è la conseguenza? Che i candidati sconfitti in quel collegio ottengono una percentuale più alta dei candidati delle stesse liste di altri collegi, perché automaticamente la loro percentuale bassissima si raddoppia, perché nessuno viene eletto degli altri. Perciò avevamo queste distorsioni dove il voto non era sicuramente uguale, e non era personale, e non era diretto. Questi sono i principi a cui noi ci dobbiamo attenere. Questa legge che hanno proposto adesso, dove appunto, non chiamatelo Rosatellum per favore, insomma, dategli retta, inutile. Chiamiamo allora Franco. No, io le possibilità sono in rete, c'è un po' di sondaggio. Quindi chiamiamolo Porcellum 3, perché così è chiaro, Porcellum 1 come Porcellum, l'Italicum e il Porcellum 2, questa è la terza porcata che fanno come legge elettorale. Un altro ha detto questa è una legge di truffa, lo chiamiamo legge truffa 2.0. C'è stato anche, dice, manteniamo il nome originario, perché il primo progetto di questo finto tedesco era di Verdini, dice, perché se lo chiamiamo Verdinellum, anche tra gli elettori del PD non è molto popolare Verdini, soprattutto ci vuole un certo stomaco, un po' di pelo sullo stomaco per rendere popolare Verdini. Cioè, se lo chiamiamo Verdinellum, questo può andare. Un'altra possibilità è, siccome dicono che è tedesco, è l'imitazione moderna del tedesco, lo possiamo chiamare Germanicum. Però anche qui Germanicum può piacere, la Merkel è un tipo popolare, qualcuno non gli piace, allora chiamiamolo mal Germanicum, cioè è un Germanicum fatto male. Ma già questo è interessante. Pensate un po', noi siamo partiti facendo una legge chiamata Italicum, che il nostro Renzi ha detto, questa legge ce la invidierà tutta Europa, cioè dopo sarà invitata da tutti. Da esportatore di Italicum è diventato un importatore di Germanicum. E questo già un po' sembra la parabola di uno che non ha delle idee molto ferme su questo. E qui c'è il vero trucco che è importante dire. Il sistema tedesco innanzitutto è possibile per una ragione costituzionale. Voi avete due voti su due schede distinte, perciò uno non solo può votare in maniera differente nella prima scheda e nella seconda scheda, ma neanche si può sapere che uno ha votato in maniera differente, perché teoricamente su una scheda sola, una scheda sola come per il comune, una sola scheda fa il voto disgiunto. In una scheda che si chiama Erste Stimme, primo voto, si sceglie il candidato uninominale di un collegio. Sono collegi piccoli, non è quelli del nostro Germanicum, che quelli per la Camera hanno la dimensione dei vecchi del Senato, cioè 200.000, tra i 200.000 e i 250.000 abitanti, che questa è la redazione del collegio uninominale. Il senso di un collegio uninominale è di avere dei collegi piccoli dove la conoscenza diretta del candidato è l'elemento essenziale della scelta. Cioè, io voto Bianchi perché so chi è Bianchi, ha agito sul territorio, viene da questo territorio. Mentre se io faccio un collegio di 250.000 abitanti, in città ancora è possibile, che come Milano sono concentrati, ma se facciamo dei collegi qui in Friuli da 250.000, mette insieme paesi molto distanti tra di loro che non hanno praticamente collegamento, cioè l'elemento essenziale del collegio uninominale, il voto personale per il candidato, non esiste. Allora, e su quello fa la prima scheda. Nella seconda tu voti per una lista di circoscrizione, che là è facile, sono i land, sono degli stati, non sono delle regioni, a dire la verità.
Dopodiché però il numero dei parlamentari è determinato dal secondo voto, che è un voto rigorosamente proporzionale. Cioè, per sapere in quella circoscrizione quanti deputati, perché là è elettivo solo il Bundestag, dipende dalla percentuale che hai avuto. Cosa succede però? Che siccome nel collegio uninominale chi ha più voti è eletto, uno potrebbe avere degli eletti che nel collegio uninominale che fa sì che superano in totale la sua percentuale. Allora là hanno la possibilità, siccome il numero dei parlamentari non è fisso, di aumentare il numero dei parlamentari in modo da riproporzionalizzare, cioè alla fine chi ha avuto pochi eletti nel maggioritario, però ha una buona percentuale nel proporzionale, gli vengono aumentati tanti parlamentari da raggiungere la percentuale che ha ottenuto. Noi questo non lo possiamo fare, e già questo dice che non è allora un modello tedesco, perché nel modello tedesco, salvo la soglia del 5%, e anche qui non è esatto, perché per avere la rappresentanza nel Parlamento o uno raggiunge il 5% o basta che elegga 3 parlamentari in collegi piccoli, che automaticamente si piglia tutto. Già questa seconda possibilità, che è fondamentale per il sistema tedesco, da noi non c'è. E allora già questa roba hanno lasciato però qui il 5% che però non ha la possibilità di esserci poi non c'è la deroga dei 3 collegi eletti, dove appunto anche qui minoranze o partiti localizzati a impianto regionale potrebbero benissimo eleggerne 3 e a questo punto non hanno bisogno di pigliare il 5% a livello nazionale. Allora qui non solo, addirittura non è possibile scegliere del voto disgiunto. Non parliamo del voto disgiunto che c'è appunto al comune, ma qui addirittura non si può non votare una lista che sia collegata al candidato uninominale. Nei sistemi dove è uninominale, il candidato principale è quello che si candida nel collegio uninominale. Qui non esiste, perché per essere candidato in un collegio uninominale devi essere accettato da una lista del collegio plurinominale, cioè un cittadino non può candidarsi solo, come è possibile in Germania, in un collegio uninominale. Dice: io non voglio fondare un partito, io qui sono conosciuto, sono popolare, mi candido a questo, se io prendo più voti sono eletto. Qui non è possibile. E non solo, ci si può collegare a una o più liste, e questo diventa un problema, perché se si faceva come il comune o come si fa nel Trentino Alto Adige, perché loro hanno una legge speciale, non sono italiani, forse quelli della provincia di Bolzano, ma quelli di Trento sicuramente sì, però hanno un regime speciale anche loro, non giustificato dal punto di vista linguistico, perché Trento è a tutti gli effetti una circoscrizione italiana e non di minoranza linguistica. Dicevo, c'è questa possibilità. Allora, quando uno è collegato a 4 liste, sapete che soluzione ha trovato? Che il suo nome sulla scheda viene scritto 4 volte, in modo che ogni volta c'è il nome, appunto, Bianchi, collegato alla lista tot, Bianchi collegato all'altra lista, perché non è possibile fare il voto disgiunto e non si fa nemmeno lo scorporo. Cioè questo è un modo per poter accontentare a livello locale, perché queste coalizioni di liste possono variare da collegio plurinominale a collegio plurinominale. Se vi ricordate, è un'operazione che Berlusconi fece col Mattarellum quando nei collegi del nord aveva fatto il collegamento con la Lega Nord e nei collegi del sud con l'Alleanza Nazionale. Qui addirittura è un po', come si dice, liste fai da te. Vuoi eleggere uno
che magari perché lo rubi da un altro partito e gli devi perciò garantire di essere rieletto, lì gli fai formare la sua piccola listina che si collega con quella del partito maggioritario che cerca il maggioritario, in modo che tu gli puoi garantire la elezione in un collegio uninominale. O anche qui c'è la possibilità per i candidati nei collegi uninominali di essere candidati anche nel collegio plurinominale, cosa che invece normalmente non si poteva fare prima. Cioè qui chi vogliono essere eletto viene eletto comunque, indipendentemente da quello che decidono gli elettori dove lui è candidato. Non ce la fa a fare il candidato a essere eletto come collegio uninominale, viene piazzato al primo posto perché le liste sono bloccate. Le liste della parte proporzionale sono liste bloccate. Allora, dopo tutto quello che si è fatto, dopo l'annullamento, noi abbiamo un Parlamento dove di fatto sono tutti quanti nominati. Le liste sono bloccate, ma anche il collegio. È vero che il cittadino ha la libertà di scelta del collegio uninominale, ma il collegio, la scelta, ancora qui è un partito che decide nel collegio buono di candidare Pinco e nel collegio che invece non va tanto bene di candidare Pallino. Ecco come la cosa viene confezionata. Il bello è questo, che magari qualcuno pensa che sceglie lui i parlamentari perché è stata fatta una modifica su cose tecniche piccole, c'è un cerchio dove per poter votare per il candidato singolo o per la lista posso mettere anche un segno a fianco dei nomi bloccati sulla lista che dice che questo vale. Quanta gente, se non gli spieghi bene la cosa, se ha messo una crocettina a fianco di un nome di una lista bloccata, magari sarà convinto di aver dato un voto di preferenza, mentre invece che ci sia questa crocetta o non ci sia è indifferente per l'elezione. Allora, come reagire? Qui la cosa importante è di dire poche cose semplici. Il popolo italiano ha respinto la revisione costituzionale che cosa sanciva un fatto, che una Camera la eleggevi sia pure con un sistema proporzionale e con i capilista dove i 2/3 sarebbero stati anche lì nominati. Al Senato non votavi più. Io credo che uno degli elementi che ha determinato molta gente a votare no è stato un ragionamento semplice. Se il Senato non serve, lo si elimina, ma se lo prevede me lo eleggo io chi sono i senatori, non li puoi eleggere tu con una elezione di secondo grado. Questo è stato. Allora, basta un Parlamento di nominati. Quando ho dato il titolo per questa cosa non c'era ancora il progetto di legge che rifà tutto il blocco come se niente fosse successo, come non ci fossero stati 2 annullamenti, non c'è più il voto personale e diretto, vengono scelti dai capi bastone o dai capi. Ecco, questo è il primo messaggio da dare. E poi ce n'è un altro, a mio avviso. Non è che i sistemi elettorali uno non abbia difetti. Il sistema proporzionale puro ha anch'esso dei difetti, però noi abbiamo bisogno adesso di un momento di trasparenza e di verità. Dopo 3 parlamenti dove aveva la maggioranza in questi 3 parlamenti chi non ce l'aveva nel popolo, abbiamo bisogno una volta di eleggere con criterio proporzionale un Parlamento, così sappiamo da chi sono rappresentati gli italiani. Poi se in base a un ragionamento che è necessario dare elementi di stabilità, un Parlamento eletto legge proporzionale fa una legge con degli elementi maggioritari, allora lo possiamo accettare, perché è una decisione presa da un Parlamento eletto con la proporzionale. Ma non si può eleggere
un Parlamento con un sistema maggioritario che dà la maggioranza a chi non ce l'ha, e questo fa una legge ancora più maggioritaria di quella con la quale è stato eletto, cioè è una presa in giro degli elettori. Ultima considerazione che voglio fare, perché è venuto spesso nei dibattiti, è venuto fuori, ma chi se ne frega della legge elettorale? A un certo punto, quando si sente parlare di questo argomento, è vero, uno cambia il canale della televisione. Anche quando si parlava di revisione costituzionale, è forse anche quello che ha fatto vincere i no, perché c'era una tale sproporzione di informazione a favore del sì e a favore del no, che però se appena si sentiva parlare di revisione costituzionale uno cambiava canale, tutta questa differenza a favore del sì neanche la sentiva. E questa roba, la gente si sa difendere da sola a un certo punto. Però c'è questa questione, e spesso è venuto fuori dal dibattito dicendo: ma scusate, parliamo di queste cose, noi adesso abbiamo un problema drammatico, il futuro dei nostri figli, la disoccupazione che cresce, le banche che devono essere salvate, i miei risparmi che sono spariti da un giorno con l'altro, non sappiamo come arrivare alla fine del mese. Ecco, quando qualcuno esplicita, non semplicemente non va al dibattito, ma dice perché la legge elettorale è la più importante, io dico: senti una cosa, se è la più importante, altri problemi che la legge elettorale, ma se tu non puoi scegliere chi manda il Parlamento, perché dovrebbero fare delle leggi che ti facciano arrivare alla fine del mese? Cioè, se tu non scegli i tuoi rappresentanti, per quale motivo loro dovrebbero occuparsi prioritariamente dei tuoi problemi, non dei problemi di chi li ha nominati e li ha messi al primo posto, al secondo, al terzo? E allora tu devi capire che se tu non prendi in mano la scelta dei tuoi rappresentanti, questi qui non faranno mai una cosa nel tuo interesse. Perché dovrebbero farlo? La loro elezione o rielezione non dipende da te, dipende da chi l'ha messo in una posizione avvantaggiata. L'ha candidato, come uno dei capilista, 10 volte, in modo che proprio uno, per non essere eletto, doveva metterci un certo impegno a non essere eletto. Questo allora è una cosa da far capire, un ragionamento da base, un ragionamento molto semplice. Vale a dire che se la sovranità appartiene al popolo, cioè è roba nostra, e in una repubblica parlamentare la sovranità si esercita in modo particolare con il voto. Se il tuo voto non cambia, perché le maggioranze vengono determinate da meccanismi sui quali non può influire, e addirittura la gente che viene eletta non dipende da te, come puoi sperare che le cose possano cambiare? Ecco, questo è il messaggio che noi dobbiamo andare, che se la sovranità ci appartiene dobbiamo saperla usare. Ringrazio il professore, che è maestro anche, diciamo, di sintesi, perché è riuscito a finire, diciamo, addirittura 5 minuti prima di quanto previsto dalla scaletta. Io sfrutterei questi 5 minuti che spetterebbero alla sua relazione per porre direttamente una domanda, diciamo pratica, operativa. Nella malaugurata ipotesi che entri in vigore questo testo unificato che passerà dalla Commissione all'Aula tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, che cosa facciamo noi? A mio modo di vedere, visto che nel contenzioso Ciaro, ma anche Italicum, entrambi riassunti e quindi già pendenti nuovamente avanti il Tribunale Ordinario di Trieste, non sono tornati a Trieste da Roma dopo il passaggio in Corte Costituzionale. A mio modo di vedere, quando anche entrasse in vigore una nuova legge, diciamo, che sostanzialmente riproducesse i vizi